Un caleidoscopio di sapori accompagnati da 80 milioni di bottiglie d'eccellenza. Questo è quello che il Made in Friuli Venezia Giulia vuole rappresentare con la fusione di tre grandi correnti culinarie: la mitteleuropea, la veneta e la slava. 1000 golosità si mescolano in un'incredibile varietà di paesaggi, ambienti e climi. In questa regione ogni piatto è reso unico dalla genuinità dei suoi prodotti. In pratica, il Friuli Venezia Giulia, attraverso il BAI 2010, la Borsa del Turismo, vuol far capire che questa può essere la terra promessa per gourmet ed enoturristi, attraversata da percorsi del gusto che si snodano dalla montagna al mare. Territorio, cucina, storia e fascino si mescolano per dare un tocco magico a tutti voi che guarderete il nostro servizio, scegliendo poi inevitabilmente di venire a far visita a questa splendida regione. Mauro D'Andrea, tu incarni uno dei mestieri più belli di questo territorio, di questa regione, che è proprio l'oste. Cosa pensi del fatto che in questo BAI si sia inserito un percorso conoscitivo, le osterie del Friuli Venezia Giulia? Una cosa meravigliosa. Naturalmente l'eccellenza della ristorazione con i ristoranti importanti, stellati, certamente hanno la loro parte anche come ambasciatori proprio della enogastronomia nazionale, ma quando sei sul territorio penso che anche il frequentare una semplice locanda dove si mangiano cibi genuini, diciamo non solo con la suggestione ma anche con la vera materia prima, penso che sia l'anima vera della tradizione enogastronomica del territorio. Alla fine poi in osteria si va a ritrovare quello che può essere un formaggio particolare, una polenta interpretata, insomma parecchie cose che rispecchiano la territorialità. E questo è il bello, perché se tu vai in un'osteria, non so, del Cividalese, un'osteria dell'Alto Friuli, un'osteria della carne, un'osteria del Pordenonese, si trovi una linea filosofica simile come concetto, però i prodotti sono molto diversi. In Carnia mangi una polenta fantastica che poi è mescolata con grano saraceno, in pianura l'abbiamo meno ricca però comunque sempre autentica, poi i formaggi non ne parliamo, insomma dovremmo valorizzare queste cose. Certamente c'è questa intenzione, c'è questa mentalità che sta venendo avanti ed è importante perseguirla, ma noi stessi osti, ambasciatori sul piccolo territorio dobbiamo avere il coraggio di prendere questo prodotto e pubblicizzarlo e valorizzarlo nella nostra osteria, nel ristorante, proprio con i commensali che possono arrivare da fuori dalla porta di casa oppure con gente che viene da fuori, che vuole venire a fare un weekend nella nostra regione, certamente può trovare queste le cornie assolute che poi penso sia una peculiarità di tutta l'Italia, in sostanza non solo nostre. Sicuramente le osterie sono la casa comune proprio del Friuli Venezia Giulia dove poter mangiare, assaporare le tipicità locali, però è anche vero che in Friuli Venezia Giulia c'è una tradizione di altissima cucina e di grande ricerca nella cucina. Andrea, le stelle Michelin non mancano, la ricerca non manca, però c'è sempre un legame territoriale in qualsiasi cosa si faccia. Secondo me la vera cucina è quella che un po' ci siamo dimenticati, è la cucina che quasi pochi fanno oramai. Cioè diciamo che è questa la cucina diventata la novità rispetto a quello magari le mode che ci sono state e tutto quanto. Ecco, noi questo non abbiamo mai seguito più di tanto. Seguiamo per quanto riguarda la ricerca e comunque lo sviluppo delle materie prime e anche le tecniche nuove utilizzare per le cotture e tutto quanto, questo sì, però sempre rimanendo con i sapori e le tradizioni nostre di quello che ci dà la nostra terra e di quello che siamo noi, gente del Friuli. Noi siamo, se posso dire, una nicchia, ci distinguiamo appunto anche dagli altri, anche perché facciamo questo tipo di cucina all'avanguardia, nuova però allo stesso tempo legata molto alle tradizioni e quelli che erano i piatti anche nostri, dei nostri nonni, quindi da noi si può ritrovare quello splendore che c'è sempre stato in Friuli. Cioè noi dobbiamo accontentare, va bene, la vista, l'olfatto, tutto, però poi dobbiamo mangiare, non dobbiamo fermarci lì, quindi questo è lo step
che fa la differenza, secondo me. In questo percorso abbiamo spesso citato la tradizione, la cultura, le radici, soprattutto gastronomiche. Quale sfida può essere lanciata a un turista che viene in questa regione per visitarla, ma anche per apprezzarne la gastronomia di un tempo, però con la cucina d'avanguardia? La radice. Cioè riuscire a dargli delle sensazioni che sono le aspettative del mondo di oggi, dell'uomo d'oggi, del turista di oggi, mantenendo ben ferme le radici di una tradizione, di un modo di essere, di un carattere nostro. Penso che sotto un profilo gastronomico un esempio calzante è il Tocin Braide che ha reinventato Gianni Cosetti. Il piatto madre è la polente quinzada, improponibile oggi per i modi che abbiamo di vivere e per le esigenze che abbiamo. La sua interpretazione non solo ne ha mantenuto i gusti e le radici, ma le ha elevate, portando all'esasperazione la ricerca nel burro di malga perfetto, nella ricotta di un certo tipo, e quindi a portare sul tavolo di questo nuovo ospite, di questo curioso della nostra gastronomia, un piatto elegantissimo. Questo è un esempio eccezionale di come si può e si deve mantenere integri i nostri sapori, rendendoli interessanti e adatti al mondo e all'ospite di oggi. Una delle cose affascinanti venendo a visitare il Friuli Venezia Giulia è quello che può succedere di incappare anche in personaggi in controtendenza. Penso che Josko Gravner sia l'emblema di questa controtendenza perché in effetti è, diciamo, un viticoltore atipico. Lui è tornato ad una mentalità antica. Spieghiamo un attimo cosa vuol dire vinificare in anfora. Diciamo che per me è stata quasi una scelta azzardata di cambiare il modo di fare il vino nel momento che avevo un successo molto buono. Al consumatore il mio vino devo dire che piaceva in quei momenti, eppure io ero insoddisfatto e quindi ho dovuto per forza fare questo cambiamento e l'ho fatto radicale. Ho cambiato completamente il modo di fare il vino, quindi dal 2001 in poi in cantina mia tutto il vino viene fatto nelle anfore di terracotta, di argilla. La macerazione delle uve bianche sono molto lunghe, ho fatto delle macerazioni che duravano anche 7-8 mesi. Dopo questi mesi di macerazione torchiamo la vinaccia, il vino passa nuovamente nelle anfore, sta fino a settembre-ottobre e poi fa altri anni in botte di legno. Possiamo quindi dire, Josko, che chi ha la fortuna di poter assaggiare i tuoi vini assaggia qualcosa che lo fa tornare indietro sicuramente con il tempo. Ma su queste cose si può dire o fortuna o sfortuna, dipende di cosa uno cerca, no? Io sono sempre più convinto che cercare l'acqua pulita devo andare alla sorgente e non alle foci, e fare il vino per me è anche la stessa cosa. Cercare la sorgente e quindi capire la storia, perché 2000 anni fa i problemi che li abbiamo oggi c'erano già quella volta, però in questo momento triplicati. Io penso che il grande valore del vino sta soprattutto nell'anima del vino, quindi il produttore, il contadino, oltre a fare il vino buono, deve cercare di dare l'anima al vino. Questo è un grosso problema, perché anche se io faccio questo, poi devo avere chi capisce se il vino ha anima, e lì è un punto veramente, è un sogno capire certe cose. Una delle cose inaspettate in questo nostro percorso attraverso il Friuli da scoprire sotto l'aspetto gastronomico è quella di arrivare a San Daniele, oltre a trovare il grande prosciutto, trovare un altro prodotto veramente particolare. Stiamo parlando della trota affumicata proprio di San Daniele, ma parliamone con Mauro Peghin, che è il titolare dell'azienda e che soprattutto ha creduto in questo progetto. A San Daniele la storia della trota affumicata è la storia di una scommessa vinta dopo lunghi anni di fatiche, perché siamo partiti quasi 30 anni fa pensando di fare un prodotto che era sicuramente innovativo in tempi non sospetti. Allora si parlava solo di trota viva, neanche viscerata. Oggi si trovano i filetti eccetera, già pronti, freschi, però allora uno doveva comprare il pesce vivo e arrangiarsi da solo. A quel tempo l'idea innovativa è stata quella di proporre un prodotto pronto da mangiare che avesse caratteristiche di qualità alta, perché partendo da una materia prima di assoluta qualità siamo passati ad adottare delle tecniche
tecniche di lavorazione assolutamente rispettose del prodotto, senza coloranti, senza conservanti. Il prodotto ha anche una forte componente di servizio perché è sempre pronto all'uso, senza spine, pronto all'uso se uno ha poco tempo, ma può anche essere un'ottima base per fare dei piatti raffinati, per stupire se stesso e gli ospiti in sostanza. Ecco. Chiaramente la trota affumicata si presenta in diverse tipologie, può essere la affumicata a freddo, può essere la affumicata a caldo.